hanno innescato un vivace dibattito sulla pagina Facebook Sei di Portoguaro Se le foto postate da un nostro giovane concittadino che ritraggono una delle due fontane antistanti lo stadio comunale Pier Giovanni Mecchia. Secondo l'autore degli scatti si tratta di una situazione di degrado assoluto dovuto alla nostra amministrazione e ai politici che governano Portogruaro. Ci siamo recati in piazza Unione Europea per verificare e documentare tale segnalazione. In effetti la vasca di destra, osservando la vicina palestra comunale, contiene acqua scura, putrida, un ottimo brodo di coltura per le zanzare. La stessa statua, da cui zampilla un filo d'acqua, è ricoperta da viscido verdame, che non si è certamente formato dall'oggi al domani. Situazione diversa nella fontana accanto, dove la vasca piena d'acqua non è ricoperta dalla melma. Che le fontane nella nostra città rappresentino più un grattacapo che un bene da valorizzare da parte degli amministratori locali è evidente se ci spostiamo nel parco della villa comunale. Qui c'è una vasca, in parte ricoperta d'acqua stagnante, al cui interno troviamo anche pezzi di rami e di vegetazione provenienti dai vicini alberi. La stessa struttura della vasca mostra segni di cedimento in più punti. Poiché la manutenzione delle fontane pare costare troppo alle casse del comune, si è provveduto a eliminare il problema togliendo l'acqua. È il caso della lunga vasca posta a cavallo del monumento all'idrovora in viale Isonzo. Come mostrano le immagini, nemmeno una goccia d'acqua compare dentro questa vasca realizzata in pietre e cemento. Tanto valeva fare a meno di costruirla, risparmiando soldi pubblici. Oggi si potrebbe pensare di riconvertirla in una grande aiuola fiorita, sempre che qualcuno dell'amministrazione comunale non propenda di ricoprirla con una gettata in cemento. Quest'ultima soluzione si è verificata per la fontana, ormai cancellata dalla memoria dei portoguaresi, che si trovava presso Borgo Sant'Agnese, poco distante da dove oggi si sta innalzando l'arco del fondaco dei Todeschi. Vita difficile anche per l'unica fontana presente in Borgo San Giovanni, dove l'erogazione dell'acqua è stata sospesa da parecchie settimane. Le volte precedenti i 3 erogatori dell'acqua erano stati chiusi in seguito alla formazione di crepe nella struttura della fontana stessa. Se infatti la osservate da vicino noterete una serie di stucchi lungo i bordi in marmo, oltre a numerose fratturazioni. Le 2 vasche però raccolgono l'acqua piovana, diventando una sorta di stagno in pieno centro storico. Uno spettacolo poco edificante che ai visitatori potrebbe dare l'impressione di essere in una città in preda al degrado. Comunque, se a Portogruaro volete ammirare una fontana in funzione e ben tenuta, allora non vi resta che recarvi in via Valle e, per la precisione, presso la sede della Confartigianato. Per quanto concerne invece le fontane gestite dal comune, temiamo che un giorno o l'altro verranno tolte del tutto.